Portoviro ci stupisce sempre con effetti speciali. Siamo a Cappellino, siamo col profeta Isaia, perché avete fatto veramente una cosa straordinaria, un museo vivente, tra l'altro coinvolgendo tutto il piccolo paese di Cappellino. Spiegateci da dove nasce quest'idea e chi avete coinvolto. Allora, buonasera a tutti. Quest'idea nasce dal nostro presidente, il signor Claudio Mancin, e abbiamo anche colto l'occasione della nostra amministrazione che desiderava valorizzare i borghi della città di Portoviro. Ringraziando la diocesi per mezzo del parroco il reverendo Don Alfonso Boscolo, ci hanno donato in forma gratuita gli stabili parrocchiali, i quali li stiamo ristrutturando, e da lì abbiamo visto la piazza, che era un luogo confacente al nostro progetto che desideravamo sviluppare, la realtà del presepio vivente. Perché? Perché il presepio vivente è la pura testimonianza della comunità, e che l'essere umano è fatto di dialogo. La sua caratteristica principale è la vitalità nel dialogo, nel comunicare con il prossimo. Ringraziando il buon Dio che ci ha donato una giornata meravigliosa, e tutti i presenti, non ci aspettavamo un pubblico così numeroso, veramente stiamo vivendo dei momenti fortemente gratificanti, perché vediamo da tutte le realtà sociali, dalla stampa, dalle realtà pubbliche, dalle realtà private e sociali, vediamo delle sinergie e dei messaggi benefici. Siamo grati, non abbiamo parole per ringraziare tutti quanti. Ecco, io ringrazio naturalmente il profeta Isaia, però volevo dire che dietro il profeta Isaia c'è l'amico Paolo Bologna, e questo è importante dirlo perché è uno dei promotori di questa nuova Proloco. E poi ti dirò, Paolo, visto che ci conosciamo, ti do del tu, stai prendendo molto la parte del profeta, anche la parola un po' tranquilla, conoscendoti che non sempre così tranquillo. Esatto. Quindi questa giornata ti fa bene. Mi fa piacere, grazie delle tue parole, vedo che mi conosci molto bene, Leandro, vedi? E questo, noi ti ringraziamo della tua presenza, veramente, che sappiamo che sei un promoter del territorio e stai facendo un ottimo lavoro di valorizzare il nostro delta, una vera miniera, portare la conoscenza sempre di più per persone che capiscano questa importanza, e che gioia visitarla e capire le varie realtà e le varie ricchezze del coso. Un grazie sentito a tutti quanti. E grazie a voi per l'invito.